Buonasera, eccoci i titoli di Sicilia 24. Caro voli di Pasqua, dai dati di Asso Utenti sulle tratte nazionali per la Sicilia costa 300 euro per un biglietto di andata e ritorno. La protesta a Messina delle associazioni contro il ponte con i deputati Bonelli e Fratoianni, la regione siciliana pronta a costituirsi parte civile contro azioni che potrebbero ostacolare l'opera. Trapani spento il maxi incendio nell'area del Belvedere alimentato dal forte vento di scirocco. In fumo 350 ettari di bosco e macchia mediterranea a Castellammare del Golfo. Prima la sentenza d'appello, poi la richiesta di estradizione. Non si ferma la battaglia della mamma di Filippo Mosca, rinchiuso da 10 mesi in un carcere della Romania. A Catania, artificieri all'opera per fare brillare un ordigno tedesco della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nella zona industriale di Pantano d'Arci. Partiti in fermento per le elezioni europee, in lista potrebbe esserci anche il nome dell'ex presidente della regione e leader dell'MPA, Raffaele Lombardo. Buonasera, eccoci, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, con l'arrivo delle imminenti festività pasquali in Sicilia si torna a parlare di caro voli, un fenomeno che sembrava essere stato risolto lo scorso Natale. Invece, per Asso Utenti, raggiungere l'isola costa su tratta nazionale oltre 300 euro per un biglietto andata e ritorno. Sentiamo Simona Mazzona. Tornano le tariffe aeree alle stelle con l'avvicinarsi della Pasqua. Nonostante il fenomeno del caro voli sia stato più volte oggetto del dibattito politico lo scorso Natale, oggi se ne torna a parlare in vista delle prossime imminenti festività. Sono tariffe improponibili all'utente, quelle emerse da un'indagine del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Asso Utenti. Infatti chi acquista oggi un biglietto andata e ritorno per l'aeroporto di Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 da Verona, 317 da Venezia. Più economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro. Circa le stesse cifre si spendono se si vuole raggiungere Palermo e la spesa lievita per il bagaglio a mano o il posto a sedere. Molto più conveniente in rapporto alla tratta la partenza dall'Italia verso una capitale europea. Le compagnie aeree continuano ad imporre tariffe lievitate, nonostante appena 3 mesi fa un'indagine dell'antitrust e l'intervento del governo regionale con lo sconto per i residenti avevano illuso il consumatore che partire in concomitanza con i periodi di festa da e per la Sicilia non sarebbe stato più un lusso soltanto per ricchi. A Messina adesso, a Torrefaro, incontro dei comitati delle associazioni contro il ponte con i deputati Bonelli e Fratoianni tra i firmatari dell'esposto contro la società Stretto di Messina, da cui poi è scaturita l'inchiesta. La Regione potrebbe costituirsi parte civile contro azioni temerarie per rallentare l'opera, ha detto proprio il presidente Schifani. Francesco Triolo. Noi siamo determinati a fermare la realizzazione del progetto, non ho problemi a dirlo, lo dico con grande chiarezza. Useremo gli strumenti legali che abbiamo a disposizione negli organi giurisdizionali italiani, sia penali che civili, ma anche negli organismi giurisdizionali europei. Angelo Bonelli, leader di Europa Verde a Messina, a Torrefaro, per un incontro sul ponte è stato chiaro: l'esposto è stato un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo per lui è assolutamente inaccettabile. Il leader dei Verdi e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni hanno ribadito la loro posizione definendo l'opera un furto di risorse al sud. Stiamo parlando di un progetto vecchio di 12 anni che è stato riesumato e oggi ce lo ripresentano con la stessa gara d'appalto. Insomma, noi vogliamo capire non solo per le questioni legate alla sicurezza, ma anche per le questioni di come vengono spesi i soldi degli italiani. Una battaglia politica nazionale su cui Bonelli ha annunciato anche la possibilità di raccogliere le firme per un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani sul ponte. Per Fratoianni invece la priorità deve essere la sicurezza idrogeologica e sismica del paese e investimenti sul welfare per proteggere le persone più fragili.
Siamo di fronte all'ennesima bufala propagandistica e all'ennesimo spreco di risorse pubbliche che andrebbero orientate in tutt'altra direzione. Per questo siamo contrari, non perché siamo contro le opere a prescindere come qualcuno vorrebbe raccontare, perché facciamo un ragionamento che ha a che fare con le priorità, con i bisogni generali dei cittadini e delle cittadine siciliani in questo caso, ma non solo siciliani e siciliane. A rispondere è stato il presidente della regione, Renato Schifani, secondo il quale la levata di scudi della sinistra contro il ponte di Messina è l'emblema di quel fronte del no ideologico alle grandi opere che per molti anni ha paralizzato il paese impedendone la crescita e lo sviluppo. Il mio governo, ha detto, è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica e siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. Ancora proteste degli allevatori e agricoltori siciliani. Questa mattina è partito un corteo spontaneo, traffico bloccato in entrata e in uscita dall'autostrada all'altezza dello svincolo di Taino, anche grazie ai cittadini che in solidarietà alla protesta hanno spento le auto unendosi al corteo. Inevitabili rallentamenti del traffico proprio all'altezza dell'Outlet Village. Siamo stanchi di non ricevere risposte, dicono i manifestanti. La pazienza ha un limite e le azioni si fanno sempre più incisive. Il 20 marzo saremo tutti insieme a Palermo per portare le nostre rivendicazioni direttamente al Palazzo della Regione. È stato spento il rogo a Castellammare del Golfo, oltre 350 ettari di macchia di bosco e macchia mediterranea ridotti in cenere. A Castellammare appunto l'incendio era scoppiato ieri sera nell'area del Belvedere e alimentato dal forte vento di scirocco. È stato domato solo nel pomeriggio. Sentiamo Laura Spanò. Dopo 15 ore di lavoro incessante è stato completamente domato l'incendio che ha interessato l'area del Belvedere, la zona Craparello, da dove poi si è diviso raggiungendo Pizzo dell'Effio nella parte alta della montagna di Inici e l'altro fronte in zona Costa Larga Romita. È ancora presto per fare un bilancio dei gravi danni, ma secondo una prima sommaria stima sarebbero già oltre 350 gli ettari di bosco e macchia mediterranea ridotti in cenere dall'incendio scoppiato ieri sera attorno alle 20 dalla zona del Belvedere a Castellammare del Golfo. Circa il 30% gli alberi bruciati nel percorso dell'incendio perché è andato a fuoco il sottobosco, in particolare l'Ampelodesma. Nella zona percorsa dalle fiamme sono rimasti gli operatori a presidiare le aree che stanno per essere bonificate. Accanto alla bonifica sono partite anche le indagini delle forze dell'ordine presenti sul luogo del disastro per capire se dietro il rogo possa esserci ancora una volta la mano dell'uomo. E adesso nella trasmissione Il Punto, il caso di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta detenuto da 10 mesi in Romania. Il senatore Sallemi dice: dobbiamo attendere la sentenza per chiedere l'estradizione. Sentiamo Emanuela Corsi. Innanzitutto io non chiedo la liberazione di Filippo, io chiedo che Filippo venga sottoposto ad un giudizio imparziale, ed è un diritto che gli è venuto negato fin dall'inizio, dalle primissime fasi di questo procedimento. Il caso di Filippo Mosca finisce nella nostra trasmissione Il Punto, dove Ornella Matraxia, la madre del giovane nisseno detenuto in Romania, ha avuto un confronto con alcuni rappresentanti della maggioranza parlamentare. In studio anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, che proprio recentemente ha depositato un'interrogazione sulla vicenda. Sallemi chiarisce che il governo non può intervenire sull'autonomia giudiziaria di un altro paese, ma che bisogna attendere la sentenza in appello fissata per il 19 aprile per chiedere l'estradizione. Nella autonomia giudiziaria di uno Stato sovrano noi non possiamo entrare. Quello che noi possiamo fare è attivare i nostri cavalli, i nostri contatti diplomatici e fare in modo che qualora dovesse esserci una condanna lui possa scontare la pena, come avverrà per Chico Forti, in Italia, in un regime diverso rispetto a quello detentivo che sta affrontando in Romania. Questa è la battaglia che dobbiamo affrontare. Le posso garantire, ripeto, che al di là della mia interrogazione c'è un movimento diplomatico di fondo. Un impegno trasversale ribadito in studio anche dalla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua. L'impegno massimo sarà quello di poter portare il prima possibile suo figlio a eventualmente scontare la pena in Italia, ma bisogna sicuramente attendere. Una lunga attesa per la sentenza e le speranze dei familiari di Filippo non sono molte, dopo che alla scorsa udienza i giudici non hanno permesso ai funzionari dell'ambasciata italiana di restare in aula. Era un diritto di Filippo avere il proprio governo come osservatore all'interno dell'udienza.
fatto molto strano che loro abbiano deciso invece di fare uscire i signori dell'ambasciata, la dottoressa Navarra, il capo dipartimento dell'ambasciata italiana in Romania, fuori dall'aula. Quindi questo lo consegno, non voglio essere polemica, però è un dato supplementare che capite bene che mi mette angoscia più di quella che già proviamo da 10 mesi a questa parte. Intanto il 25 marzo i giudici romeni si pronunceranno sulle misure cautelari per il giovane siciliano. Una breve pausa poi a Catania con gli artificieri all'opera per far brillare un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Disinnescata la bomba tedesca di 250 kg trovata in un terreno di Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Fatti evacuare case e stabilimenti e una fattoria nell'arco di 400 metri. Vi proponiamo le immagini. Tonino De Mana. L'ora X è scattata alle 12:15, ora in cui la bomba di 250 kg, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata. È stato necessario far evacuare case, stabilimenti ed una fattoria, chiudere strade nell'arco di 400 metri per far brillare un ordigno aereo di nazionalità tedesca rinvenuto in contrada a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo, interdetto solo per brevi fasce orarie tra le 7:30 e le 8 e le 12 e le 12:30. Alle 6 del mattino, su disposizione della prefettura, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della ST. A coordinare le operazioni il viceprefetto aggiunto di Catania, Federica Nicolosi. La giornata di domenica è stata scelta proprio sia per la limitazione del traffico veicolare, per il minor impatto anche nel riguardo alla fascia oraria individuata in relazione al minor traffico veicolare anche aereo, nonché per le attività ridotte delle aziende coinvolte e inserite nel territorio della zona rossa. All'operazione hanno preso parte i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, ENAV, ENAC, ASP, SAC, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco Forestale, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, quest'ultima al comando del funzionario Lara Riguccio. L'ordigno è stato prelevato ed interrato per ridurre il potenziale esplosivo, per poi farlo brillare sul posto e renderlo inoffensivo. Parte la corsa alle candidature in vista delle elezioni europee di giugno e i partiti sono in fermento. Sentiamo Manlio Viola. Giochi fatti dentro Forza Italia o quasi, scelte già operate nella Lega ma con l'incognita dell'alleato Raffaele Lombardo, accordo in arrivo per la DC di Cuffaro per una lista di centro, Fratelli d'Italia che deve fare i conti con le due anime in cui è divisa in Sicilia. Si viaggia verso le europee nel centro-destra e lo si fa ciascuno per sé, ma guardando anche a cosa fanno gli altri. Scelte diverse invece nell'opposizione dove Cateno De Luca stringe patti a nord, il Movimento 5 Stelle va al click day ma con indicazioni chiare del presidente Conte e il PD che è sotto pressione per la voglia di candidarsi di esponenti storici del fronte antimafia. Fra gli azzurri appare ormai da tempo certa la candidatura di Marco Falcone, assessore regionale all'economia, ed Edi Tamaio, assessore regionale alle attività produttive. Su queste due candidature si determinerà lo scontro principale fra le aree politiche interne al partito. Si sa già ad esempio che Schifani appoggerà Tamaio. Le due candidature degli assessori facilitano la composizione della lista, dove ormai è corsa ai numeri 2, che sperano così nella rinuncia dei big per un posto d'oro a Bruxelles. In Fratelli d'Italia c'è il personaggio scomodo Giuseppe Milazzo, eurodeputato uscente ma che era stato eletto nelle file azzurre, e c'è la voglia dell'ex assessore alla salute Ruggero Razza di provare la corsa. Il partito della Premier è diviso però sempre in due anime, i meloniani della prima ora e gli uomini e donne di Musumeci. La Lega ha scelto di ricandidare Annalisa Tardino, ma deve fare i conti con l'alleato MPA, Raffaele Lombardo, che continua a dire che non sarà candidato, ma a domanda diretta a margine dell'incontro di Ragusa si fa scappare un mai dire mai. Mai dire mai, perché ogni settimana arrivano nuove ambasciate e pressioni. Si chiama Lista Libertà, invece il nuovo progetto di Cateno De Luca, che ha già stretto alleanze con Sud, chiama Nord, e il Partito Popolare per il Nord di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia. In attesa del click day del Movimento 5 Stelle, nel quale saranno schierati anche ex sindaci come Piccitto e 5, a sinistra si muove il Movimento Antimafia, che potrebbe schierare a sua volta l'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che insiste per essere candidato, l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, mentre l'ex presidente dell'IRSA Pantoci cerca spazio fra i 5 Stelle, sponsorizzato personalmente proprio da Giuseppe Conte. Una breve pausa, il calcio con il Catania e il Palermo.
Eccoci al calcio, il Catania è fermato sullo 0-0 al Massimino dal Potenza. Sentiamo il neo allenatore Zeoli nel post partita. La soluzione ce la metterò tutta per cercarla. Il secondo tempo mi ha lasciato della positività, che in questo momento lo so che posso essere anche criticato, però chi è stato in questo campo, chi ha giocato in questo campo lo può sapere. Dunque il primo tempo ero un po' preoccupato perché non ho visto quella scossa che ci deve essere con un cambio di allenatore, anche se io non sono nuovo perché ero dentro. Spero che gli faccia capire cosa significa la continuità di risultati e poi essere liberi di testa, ma in questo momento comunque ci prendiamo questo punto. Lo so che nelle parole che dico qualcuno può essere deluso o ricevere critiche, però in questo momento cerco di prendere qualsiasi cosa positiva e trasmetterla ai ragazzi. Ringrazio anche la tifoseria che in questo momento, io capisco la loro delusione, però ci ha sostenuto fino alla fine e poi hanno deciso di fischiarci, ce li prendiamo serenamente, adesso cerchiamo di recuperare energie, fare la conta e affrontare il Cerignola. In Serie B ritrova il successo il Palermo dopo 2 sconfitte di fila sul campo del Lecco. I rosanero, allenati da Eugenio Corini, vincono in trasferta sul campo del Lecco per 1-0 grazie al gol di testa di Nedel Cerau al 36esimo del primo tempo. Con questo risultato il Palermo si assesta al 5° posto in classifica. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'ascolto e buona domenica.